Buonasera cari telespettatori, grazie per aver scelto anche questa sera di restare in compagnia del gruppo editoriale TV7 e soprattutto con l'umile Emiliano Schincaglia. Questa è Reporter per te. Questa sera vogliamo dare la possibilità ai veneziani di riprendersi Venezia, almeno dialetticalmente parlando, giusto? Ho con me un grande esperto, una persona che ne sa veramente tante e tanti arriveranno uno dopo l'altro in diretta per raccontarci la loro Venezia. Gilberto Penzo, modellista storico delle barche tipiche veneziane, e mi piace dire, perché ho trovato proprio questa definizione in rete, quindi nel web, che è proprio il signore della nautica veneziana. Lui è un umile, mi ha detto lascia perdere, non dire sta cosa, ma io ci tenevo. Quando si parla insomma di barche tipiche di Venezia bisogna rivolgersi a questa persona che ho accanto. Grazie di essere corso da Venezia col treno per noi, e per me è un piacere e un onore. Grazie a voi dell'invito. Allora, senza fare nomi, cognomi né nulla, qualche sera fa c'è stato uno speciale su Venezia e so che non ha riscosso, per quanto riguarda la città di Venezia, insomma il plauso generale. Tante inesattezze, tante insomma cose forse troppo banali. Allora abbiamo deciso noi con umiltà, del gruppo editoriale TV7 con i nostri mezzi, di cercare di dare un po' di voce ai veneziani, perché credo che sia doveroso farlo. Quindi il titolo che suggella un pochino questa prima parte della trasmissione è: Venezia non è la Disney del Mediterraneo. Qualcuno la sta trasformando, sta cercando invece di farlo. Prego. È proprio questo il problema, che è diventata, ahimè, la Disney, tant'è che prima ti accennavo che nel mio piccolo antro a Venezia mi passa questa varia umanità e mi pongono delle domande più strane, che danno l'idea di che tipo di persone arrivino a Venezia. Cioè mi chiedono dov'è l'uscita, come se Venezia fosse appunto una Gardaland, una Disneyland. Mi chiedono dove si prende l'autobus per San Marco. Mi fanno le domande più incredibili, che danno proprio l'idea che queste persone non hanno assolutamente idea dell'unicità di questa città. Un'unicità che è logicamente storica. Cioè, spesso si dice l'Egitto oppure Roma, la Grecia, però forse c'è da ricordare che Venezia ha influenzato e ha scritto tantissime pagine per quanto riguarda la storia, fondamentali, soprattutto se si parla di Repubblica, quindi utilizzo Certo. questo termine, e ce ne dimentichiamo perché spesso e volentieri focalizziamo la nostra attenzione sulle vicende del Casanova, sul Ponte dei Sospiri, i Piombi, il Campanile e Piazza San Marco e il Carnevale, come se di Venezia ci fosse poi soltanto questo. Amici veneziani e in generale amici del Veneto o chiunque voglia dire la propria, 049 80 777 57. Voi ben sapete che siete i primi invitati a dire le vostre testimonianze, a fare le vostre domande, a dire insomma quello che volete. Prego, continuiamo quindi a capire. Sì, infatti, proprio a questo proposito, l'altro giorno è andata proprio sulle reti nazionali un programma che ha fatto sobbalzare sulla sedia, non dico gli storici di Venezia, ma anche le persone normalissime che hanno un minimo di conoscenza delle realtà storiche della loro città, e quindi ha giocato per l'ennesima volta sempre sui luoghi comuni: la Venezia nera, la Venezia dell'Inquisizione, la Venezia degli assassini, il Fornaretto, Casanova, insomma i più triti luoghi comuni sono passati nella rete nazionale. Ma come ripeto, ci fosse stata una cosa che avesse avuto una base, non dico scientifica o storica, ma neanche lontanamente ragionevole, e questo per me è un dolore. Cioè passa di Venezia l'idea sempre di una cosa finta, di una cosa assolutamente priva di fondamento. Io trovo che invece la realtà sia molto più interessante delle leggende di Venezia. Il fatto che una piccola città nata all'interno di una laguna con un livello di acqua bassissimo, dove non c'era niente, non c'era niente, c'era solo acqua salata e canne di palude. Dove nasce veramente Venezia? Nasce proprio, ci sono anche queste, volevo solo terminare, volevo solo terminare il discorso, che questa cittadina, che è un nulla, governava metà Mediterraneo. Oppure le nostre navi andavano quasi al circolo polare artico a fare commerci. Cioè, voglio dire, perché nessuno si occupa delle realtà storiche che sono veramente molto più avvincenti del Casanova?
questo è il mio cruccio quasi quotidiano, perché anch'io devo rispondere sempre: è vero che la gondola è nera perché c'è stata la peste? Io gli dico no, guardate, la gondola è nera perché le nostre barche sono tutte quante nere, perché erano rivestite di pece, ma questo non piace, e allora va bene, la gondola è nera perché c'è stata la peste. Ma c'era anche un discorso di privacy: se sono tutti neri io posso fare quello che voglio in teoria e tu non mi riconosci. Il famoso mantello nero, la barca nera, ha voglia a dire Emiliano che fedifrago, sono tutte uguali, ha voglia a beccarmi durante la notte. Sì, in realtà c'era proprio una magistratura veneziana che si chiamava magistrato alle pompe, che obbligava i particolari, cioè i privati, ad avere tutte le barche uguali, proprio per un discorso di evitare spese superflue, perché la gente spendeva cifre incredibili per avere la gondola più intagliata, più ricca, col gondoliere vestito di sete preziose, con i ferri intagliati. Allora, il ferro è quella parte, insomma, frontale. Allora questa magistratura obbligava tutti quanti i privati ad avere esattamente la stessa imbarcazione nera. Solo i cittadini stranieri, lo vediamo nei quadri di Canaletto, potevano avere una gondola diversa dalle altre. E questa qua per esempio è la realtà storica, ma piace molto di più che la gondola è stata fatta nera o per la peste o per permettere a Casanova di scappare dai piombi. Chi li fa tutti questi modellini che so ingrandendo? Questi li facciamo noi, io parlo sempre plurale maestatis, comunque li facciamo noi. Anche questo è cercare di fare qualcosa di qualità artigianale a Venezia, cercare di fare qualcosa, non so se avete visto, a me capita di cercare una matita in giro per Venezia. Sono andato ieri in una cartoleria e mi hanno detto: guardi che bella, c'è questa qua con San Marco, c'è questa con la gondoletta, no, io dico voglio una matita, cioè non ci sono più i negozi normali. Lei capisce che è molto difficile per un veneziano vivere in una città dove non trova più il pane o un foglio di carta o un quaderno. L'idea... È questo che sta avvenendo. Ma perché sta avvenendo questo? Perché utilizzo un termine molto forte. Perché è stato permesso che Venezia sia stata stuprata, venga stuprata quotidianamente da barconi che entrano, fanno scendere orde di turisti che magari comunque per aver lavorato nel turismo hanno il loro pocket lunch, il loro sacchettino, quindi non acquistano niente, salvo magari una scemata che poi vai a guardare bene è made in Cina. Lasciano le immondizie e se ne vanno dopo 3 ore. Andranno in bagno. Secondo me l'alta marea è dovuta a certi altri discorsi. No, è questo che è una città che ha 26 milioni di presenze all'anno, è una città povera. La città, il bilancio del Comune di Venezia è in rosso, stanno vendendo il casinò, voglio dire, le città d'Italia hanno lottato per avere un casinò, perché col casinò uno si sana il bilancio. Noi siamo riusciti a perdere soldi col casinò. Un'altra delle cose è la CTV, no? Abbiamo dei biglietti a 7 euro, abbiamo milioni di persone, a CTV perde soldi. Allora voglio dire, io capisco che i frati sono ricchi ma il convento è povero, ma voglio dire... Almeno avessimo avuto un riscontro economico da queste cose qua. In realtà Venezia viene proprio usata, malamente usata, da persone che in realtà rimangono un paio d'ore e poi se ne vanno via con la foto di Piazza San Marco. Lo sai che non tutti i veneti, te lo dice un foresto, non tutti i veneti sanno che se a Venezia, prima insomma di imbarcarsi in Piazzale Roma, c'è proprio lo sportello apposta, uno fa la carta Venezia, non va più a pagare 7 passa euro per i trasporti, ma li va a pagare come se fosse cittadino veneziano, quindi €1, quello che è. E non tutti lo sanno. Questo anche mette a volte nelle condizioni di dire andiamo a Venezia, facciamo un giro, ci godiamo la città, la visitiamo un po' meglio e non solo durante il carnevale. No, ma poi là coi mezzi cosa facciamo? Andiamo a piedi, perché sennò allora siamo in 4, io papà, allora devo sobbarcarmi tutta andata e ritorno cifra, sono 60 euro, un botto di soldi. Invece con questo tesserino veramente che costa niente, perché comunque alla fine dopo ti permette di tornare, annuale, ti permette di tornare e ogni volta risparmi. Io l'ho scoperto facendo il Carnevale di Venezia, lavorando grazie al gruppo editoriale TV7, lì ho fatto questa tessera e adesso posso godermi maggiormente Venezia. Ma Venezia, io ho imparato appunto che non è solo quella che vediamo, ma ad esempio un posto del genere, quando mai l'avete visto? Nelle foto classiche si vede sempre San Marco e stop. San Marco. La gente chiede solo di vie, di calli, giusto? Fuori dell'incubo, perché io ormai San Marco lo definisco un incubo e cerco proprio di evitarlo.
Fuori c'è una Venezia assolutamente nascosta, meravigliosa, deserta, Guardate che bello a questo pochi scorcio. passi, a pochi passi Guardate da San che Marco. bella questa fotografia e questo angolo. Però Venezia non è appunto soltanto questo. Pensate, ho trovato delle fotografie pazzesche di Venezia. Guardate anche semplicemente il fascino e la bellezza così di un angolo Di avere il coraggio, rubato, il diciamo. coraggio di allontanarsi da San Marco per scoprire degli angoli meravigliosi, gli ultimi artigiani che sono rimasti e soprattutto i silenzi di Venezia. E chiaramente se uno passeggia a mezzogiorno in piazza San Marco con la gente che sta bivaccando sotto le procuratie, è chiaro non vede Venezia. Se lei va a Canareggio o a Castello, che sono ancora i pochi posti dove appunto ci sono ancora i veneziani, fra un po' ci metteranno la targhetta come le mucche, no? Perché veramente ormai... Lei sa che per andare nel traghetto, che era l'unica cosa che i veneziani facevano, l'unica gondola che uno utilizzava a Venezia era la gondola che ti permette di andare da una parte all'altra del Canal Grande. Adesso anche lì bisogna mostrare un documento per dimostrare di essere veneziani. Capisce che questo vuol dire veramente essere stati espropriati dalla città. e della propria identità. Della propria identità, voglio dire. Avete reso grande, insomma, l'Italia, avete fatto parlare di noi il mondo intero e ci riduciamo a Murano Burano e la gondola che si illumina, il cappellino e la maglietta. L'altro grosso problema sono le grandi navi, che anche quello è un tipo di turismo. Queste sono delle foto bellissime di Berengo Gardin. Esatto, come potete vedere. E non so se avete capito che quello in fondo è un palazzo galleggiante, quindi le famose navi. 14 piani o 16 piani fuori acqua, più quelli sotto acqua, che scaricano, mi verrebbe da dire vomitano, migliaia di persone che se ne stanno poche ore o un'ora, fanno il giretto di Venezia. È chiaro che qualcuno ci guadagna su queste cose qua, però voglio dire, la qualità di vita della città secondo me ne perde. Davanti alla mia bottega, per esempio, qualche volta io prego la guida di andare avanti, perché tanto non comprano niente, perché non hanno il tempo di fermarsi, intasano le calli e allontanano anche quei pochi clienti che hanno un po' di tempo a disposizione e vorrebbero spenderlo in maniera intelligente. Raccontami qualcosa che io non posso sapere, qualcosa che la gente deve sapere di Venezia. Vogliamo parlare di barche? Parliamo di barche perché tu sei comunque il massimo storico su questa tipologia di discorso, ma sei anche un teorico, sei anche una persona, e ti ho voluto fortemente qui, che ha una visione da amante vero di Venezia. Posso dire, mi ha detto una cosa bellissima, gli ho detto però io voglio essere onesto, voglio dire che tu sei di Chioggia, giusto? Come nascita. E lui mi ha detto, ma Emiliano, cosa vuol dire? Non è dove nasci che ti fa diventare o no del posto. E io infatti ci ho ragionato, ho detto, è vero, uno che ama la Ferrari, ho risposto così, è vero, effettivamente non è che debba nascere per forza a Maranello. Sì. E lui vive, lavora a Venezia e l'ha amata fin dal primo momento, giusto? Sì, sì, la mia è stata una scelta. Voghiamo con il nostro gruppo Rimiero, andiamo a vela con la Vela al Terzo, cioè cerchiamo di vivere veramente la Venezia anche nell'altra parte del cielo, che è l'acqua, che viene sempre dimenticata. E tutti i soci del nostro club sono inglesi, per esempio, sono toscani, americani, e sono tutte quante persone che hanno scelto di vivere a Venezia, accettandola con tutte le problematiche di questo tipo di vita. Tu perché l'hai fatto? Cioè, perché hai voluto da una parte regalarti uno scorcio unico al mondo, sì, e dall'altra parte complicarti completamente l'esistenza? Sì. L'amore è cieco, per cui i miei costruivano navi a Chioggia, avevano un cantiere, poi il cantiere chiuse, e io ho scoperto che nessuno si stava occupando della storia navale di Venezia. E ora piano piano ho scoperto che non c'erano testi, allora ho cominciato a scrivere dei libri su questo argomento. Tutti conoscono la gondola, in realtà dal punto di vista tecnico nessuno la conosce, e ora ho cominciato a girare per tutti quanti i cantieri di Venezia a fare domande, a chiedere: perché usi questo legno? Perché questa è di noce? Perché questo pezzo è di mogano? Perché, come funziona questo sesto? No? Perché voi disegnate le barche senza la carta e senza calcoli, eppure vengono fuori delle barche meravigliose? E questa è stata una ricerca bellissima che è durata 35 anni, fino adesso, che mi ha permesso di scrivere una decina di libri, compreso l'ultimo sui vaporetti, per esempio, che anche secondo me i vaporetti sono... Sai che hai realizzato il modellino poi dei vaporetti? Sì, abbiamo anche restaurato anche un vaporetto del 1905, cioè un vaporetto che è ormai una nave, voglio dire, una nave archeologica,
e siamo riusciti a fare un restauro conservativo, quindi facciamo corsi. Un'altra delle cose molto belle che facciamo quando troviamo i soldi, perché non li troviamo sempre, è fare dei corsi per dei giovani che vogliono intraprendere il mestiere di maestro d'ascia. E questa è una cosa bellissima. Qui tocchi un'altra tematica veramente spinosa. Io ho avuto la fortuna, te l'ho detto al telefono, di conoscere, di essere insomma amico di Tramontin, e lui mi ha detto che è veramente un difficile percorso, insomma, cioè riuscire a far appassionare i ragazzi d'oggi, innanzitutto a Venezia, e poi a farli diventare maestri d'ascia è veramente un macello. Andiamo ad esempio nel dettaglio, perché si parla spesso di maestro d'ascia e mostriamo, insomma, adesso io la cerco subito al volo, l'ascia in legno, perché il mio editore mi ha fatto proprio anche, poi mi ha spiegato di tutto Attento a non di trovare più. quella dei Sioux americani. Allora, in realtà noi abbiamo una grande richiesta infatti abbiamo una grandissima richiesta di maestri d'ascia, perché c'è un ritorno al lavoro manuale. E questa è una cosa fantastica, perché ecco il corso che facciamo, eccoli qua sono con i miei allievi in questa foto, mentre stiamo ricostruendo la gondola del 600. Fra le varie attività che noi abbiamo fatto, che è questa, abbiamo ricostruito sia la gondola cosiddetta di Casanova del 1700 che questa qua del 1600, che adesso naviga per i canali di Venezia. E qua ritorno al discorso di come si può uscire dal folclorismo, quello becero, diciamo, e fare delle cose scientifiche. Allora, ti interrompo solo un istante, perché il nostro Claudio mi ha detto che al telefono dovremmo avere Alberto Reato. Pronto, mi sente, Presidente? Sì, ciao, sono Aldo. Come stiamo Reato. innanzitutto? Beh, tutto bene, qui a Venezia va bene. Allora, Aldo, mi sente? Sì, tutto a posto. Io non so perché il nostro Sì. Claudio mi dica nomi che comunque io ho già pronunciato, quindi Aldo, Presidente, allora dicevo, noi vogliamo dare con il nostro piccolo contributo la possibilità di dire insomma com'è la vera Venezia, e ho scelto alcuni rappresentanti istituzionali, insomma, per quanto mi riguarda. Allora, Aldo, com'è la sua Venezia? Com'è diventata e com'era? Prego, a lei la parola. Beh, guarda, la Venezia ovviamente fai bene a parlare con i veneziani. Non è fatta solo di palazzi, di chiese bellissime, palazzi bellissimi, però ricordiamoci che Venezia è stata costruita dai veneziani, quindi l'anima della città sono proprio i veneziani. Scusa se ripeto questa parola. No, ma è proprio quello che vogliamo, insomma, capire, Hai insomma, capito? il discorso è questo, verte proprio su questo. La vera Venezia è la gente che come me lavora tutto il giorno sull'acqua, dei veneziani di Castello, Canareggio, Giudecca, che hanno una voglia di migliorare la loro qualità di vita e di far migliorare, diciamo, anche la città verso gli altri. Presidente, ricordiamo Aldo Reato, Presidente dei Gondolieri. Spesso si parla solo, come abbiamo anticipato, di Casanova, i soliti palazzi, Piazza San Marco. Voi avete una visione che non tutti hanno. Cosa c'è di Venezia veramente da scoprire ancora o di cui parlare? Guarda, Venezia è tutta da scoprire, tuttora. Per Venezia, ripeto, Piazza San Marco è bellissima, Rialto è unico, però c'è tutta quella Venezia, tutte quelle zone popolari che fortunatamente ancora ci sono, e da lì si vede proprio sia la mentalità, il ruolo che hanno i veneziani nella città. I veneziani, come sottolineavo con Penzo, che è qui accanto a me, hanno insegnato al mondo tante cose importanti che sono ancora attuali, quindi moderne. Come mai si sono perse? Come mai Venezia, come Roma, insomma, o forse più di Roma, non lo so, non sta a me, come Capodimundi, alla fine è diventata la Disney del Mediterraneo, secondo lei? Dai, diciamo poi ovviamente questo dipende anche dalle varie amministrazioni che abbiamo avuto in città, però onestamente devo dire che soprattutto negli ultimi anni
tutti quanti hanno avuto un occhio di riguardo proprio per la città, tutto sommato. Anche perché ovviamente non si può fermare il progresso, non si può fermare il turista, la gente che gira. Ben venga, l'importante è dir loro, al turista, ai ragazzi, agli anziani, ai giovani, meno giovani che vengono in città, di rispettarla, e questo dovrebbe essere, noi come veneziani, come cittadini che operiamo in città e viviamo in città, cerchiamo di far sì che questo avvenga. Poi, Reato, prima di salutarla sì. ringraziando, che cosa invece la infastidisce dell'attuale Venezia? L'attuale Venezia, ma guarda, sinceramente ben poche cose mi fastidiscono dell'attuale Venezia, cioè mica che tutto vada bene, però non bisogna piangerci su, ecco, quello sì, mi infastidisce più il pianto, diciamo. Ok, questo è tipico italico, è una cosa, una condizione italica. Anche realismo. Ecco, e questo dobbiamo eliminarlo, dobbiamo migliorarci, questo senz'altro, e guardare avanti. Reato, io la ringrazio, quindi un saluto ad Aldo Reato, presidente dei gondolieri. Grazie per il suo intervento. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Allora, adesso noi Ciao. andiamo in pubblicità e successivamente sappiate che continuiamo a duettare, siete sempre invitati, sulla tematica. A tra poco, quindi restate con noi, mi raccomando, ci saranno tanti altri ospiti e tante altre curiosità che vi aspettano.